Bentornato in un nuovo video, qui è il dottor Alessio Veneziano e in questa slide che stai per vedere inizierà la presentazione di uno dei topic forse più chiesti e richiesti dal canale: dolore pelvico e, diciamo, sistema nervoso centrale. Come i due si vanno a intersecare, quali sono le correlazioni? Vediamo appunto una nuova scoperta, un nuovo studio scientifico del 2025 dove ci dice insomma che i fattori psicologici e sociali sono molto molto importanti per chi soffre di dolori pelvici, anche se soffre di endometriosi. Questo è un piccolo caveat che voglio dirti prima di iniziare questa presentazione. Penso che ti darà una mano se soffri di dolori pelvici. Potrebbe essere ripetitivo se già conosci il mio canale, conosci il mio lavoro. Se non mi conosci, mi ripresento, sono Alessio Veneziano, sono laureato in fisioterapia, mi occupo di medicina psicosomatica, un approccio psicosomatico per i dolori persistenti cronici, ovvero quelli sopra i 3 mesi. Il mio approccio è un approccio mind body, che si basa sulle ultime neuroscienze del dolore. Il dolore o i sintomi sono non altro che segnali subconsci di un sistema nervoso che è andato in ipersensibilità. Possiamo curarli, la maggior parte è reversibile anche al 100%, però attraverso un approccio totalmente differente da quello che ti è stato detto dalla maggior parte di medici terapisti, sia di psicologi che anche fisioterapisti. In questo video secondo me avrai tante informazioni che possono servirti se soffri di dolori pelvici, ma anche non solo pelvici, perché la maggior parte dei dolori, ovunque essi siano, sono dati da, diciamo, una mente in conflitto, da un subconscio che ci sta parlando in qualche modo attraverso questi segnali che sono spie, come vedere le spie del cruscotto di una macchina che lampeggiano e ti dicono c'è qualcosa qui che non va, ma non è detto che sia strutturale, che sia solo corporeo, anzi molte volte i fattori psicologici e sociali sono preponderanti. Andiamo direttamente a questo studio. Uno studio del 2025, vediamo, questo è un nuovo software che sto usando su le presentazioni slide, spero che si legga bene. Che cos'è innanzitutto il dolore pelvico cronico? In questa prima slide ti spiego un attimo cose che probabilmente sai già, ma ci sono più di 10-11 slide qui, quindi andiamo passo passo su questo studio scientifico, che ti dirò poi alla fine del video qual è, dove appunto vede che ci sono delle particolari correlazioni. Innanzitutto il dolore pelvico cronico, quando è che si dice cronico? Durata oltre i 3 mesi. Colpisce milioni di donne nel mondo. Ora, qui ci sono stime, ovviamente, ma parliamo di un 20% della popolazione mondiale soffre di dolori cronici. Molti di questi sono pelvici, quindi i dolori cronici possono essere ovunque. I nociplastici, quelli generati da un sistema nervoso ipersensibile, possono essere ovunque. Non hanno una causa organica chiara, infatti la medicina convenzionale ti fa rigirare come una trottola, dicendoti che non c'è assolutamente nulla a livello organico, tutto negativo, ma non ti dà una chiara soluzione, perché semplicemente quella soluzione non è nel corpo. Non sei la sola, dico sola perché la maggior parte di chi soffre di dolori pelvici è donna, ma in generale del dolore cronico, e non è solo nella tua testa. Una mia paziente, cliente, ultimamente mi ha detto: Alessio, io mi vergogno un po' a dire di quello che mi accade, perché le persone pensano che sia una malata immaginaria, o meglio, quello che penso io, che se gli dico queste cose, di questi dolori che vanno avanti da mesi, anni, se gli dico veramente la gravità per me di vivere così, pensano che sia solo sensibile, che me lo inventi e che ci sia comunque una sorta di beneficio a avere questi problemi. Invece in realtà la malattia immaginaria non esiste, è qualcosa di reale, il dolore è sempre reale, e se il tuo medico o chiunque ti sta seguendo non ti sta valorizzando o comunque non ti dia, almeno non riconosca questi dolori, probabilmente ti stai rivolgendo a una persona che non ti sta aiutando e lascia perdere, continua insomma con altri terapisti, altri medici, perché
ad oggi nel 2025 il dolore nociplastico, anche se sembra invisibile, in realtà lo è, perché dalle risonanze magnetiche non vedi nulla, se non quelle funzionali al cervello, ma nel corpo non si vede nulla che non va. Quindi non sei sola, non è immaginario, è tutto reale, e qui andiamo nel deep su cosa sto studio ci dice. Lo studio ha preso 114 donne con dolore pelvico cronico, hanno messo, insomma, e hanno inviato un po' di questionari dal 2023 al 2024. Cosa hanno analizzato? Hanno analizzato il dolore, l'ansia, lo stress e la flessibilità psicologica di queste donne. Cosa vuol dire flessibilità psicologica? Ci arriviamo nella prossima slide. Quindi, cos'è la flessibilità psicologica? Restare presenti anche quando il dolore c'è. Cosa vuol dire presenti? Presenti vuol dire essere nel qui e ora, non andare nel futuro, non andare nel passato, pensare che comunque questa soluzione, questa cosa che senti non ti identifica totalmente, è qualcosa di registrato nel sistema nervoso che è collegato a fattori emotivi e psicologici. Quindi rimanere presente vuol dire non catastrofizzare, non pensare che questa cosa te la terrai per sempre. Ci arriviamo adesso alla flessibilità psicologica più nel dettaglio, ma questa slide è un po' più generica. Quindi non farsi bloccare dai pensieri negativi. Quante volte, anche se tu sai che non c'è nulla a livello corporeo, continui a dire ma mi sa che forse non hanno trovato questo, non hanno trovato quell'altro, ma forse è un'infezione, ma forse è un batterio, In realtà questi sono tutti pensieri negativi che portano allerta, e capirai sia attraverso questo video che altri video del mio canale che veramente non c'è nulla che bisogna andare a cambiare all'interno di te, se non i nostri pensieri e il nostro subconscio. Non controlliamo tutto, quindi molte persone controllano il dolore stesso perché lo vogliono annientare, lo vogliono debellare, ecco perché prendiamo i farmaci. Ci sta che non vogliamo sentire il dolore, ma noi dobbiamo capire la nostra casistica. Il nostro dolore non è un dolore, diciamo, dato da qualcosa veramente che dobbiamo cambiare a livello organico strutturale, ma più qualcosa che dobbiamo cambiare all'interno della nostra psiche, della nostra mente. E nuovamente non te lo stai inventando, non te lo stai inventando, questo dolore è reale, è creato dal sistema nervoso centrale, da percorsi neuronali. Possiamo quindi però cambiare come rispondiamo a questi dolori, come rispondiamo a questi pensieri negativi. Ci rimaniamo dentro oppure ne usciamo fuori appena ne siamo consapevoli? Ti invito a leggere il mio libro Il potere della consapevolezza, che ti spiega un po' tutti i meccanismi molto nel dettaglio del perché e il per come il dolore cronico si diciamo va avanti, dolori persistenti, ma anche sintomi persistenti non dolorosi. Quindi questa flessibilità psicologica, ho trovato questa immagine dove ti dice in 6 punti, 6 palline, di cosa si tratta di questa flessibilità psicologica. È in inglese, ma adesso andremo a tradurlo. Quindi queste 6 parti, che è l'attenzione nel momento presente, i nostri valori, committed action, devo mettere dell'azione in ciò che sto vivendo, e dell'azione deve essere un'azione positiva che va verso di noi, non contro di noi. Self as context, il nostro io come centro. Diffusione, vediamo cosa vuol dire, e accettazione. Accettazione positiva non vuol dire me lo devo tenere tutta la vita, così mi ha detto il dottore, così mi ha detto il medico. Non è così. Chi ti ha detto così è perché non sa, non ha studiato, non ha tutte le prospettive davanti per darti una diagnosi olistica. Quello che manca secondo me nella medicina convenzionale è una diagnosi olistica. Purtroppo continuiamo ad andare da medici che ci guardano come se fossimo delle macchine. Tu non sei una macchina, tu sei un essere umano con delle emozioni, con una vita sociale, non sei una macchina, non sei solo uno strumento. Ok, cosa vuol dire flessibilità psicologica? Andiamo in questi 3 punti e poi ci sono gli altri punti che ti spiegherò. L'accettazione. Invece di lottare contro le emozioni difficili, impari ad accogliere senza giudizio. Esempio, se ho ansia, va bene, sento l'ansia, perché sentire vuol dire metabolizzare
Le emozioni sono energia che deve essere sentita. Se non è sentita viene repressa. Quindi io posso comunque andare avanti se sento delle emozioni negative. La chiave è nel non stare nell'emozione negativa per troppo tempo. Sentirla, sapere che se la sento andrà via come è arrivata e non evitare neanche quelle sensazioni, che sia l'emozione ma che sia il dolore stesso. Defusione, distacco dai pensieri, quindi non farsi intrappolare da pensieri negativi, esempio, è la mia endometriosi, mi hanno detto che è questo e quell'altro, vederli per come sono pensieri che vanno e vengono. Ecco perché la mindfulness e la meditazione aiutano moltissimo nel rimanere presente, ma non essere, diciamo, farsi controllare da questi pensieri, ma sei tu a controllare i pensieri se vuoi. Non sono verità, assolutamente. Quante volte sento persone che mi dicono: "Guarda, oggi sento dolore ovunque, domani sarà una giornata negativa". Queste sono verità che ti stai creando tu oggi. Non è detto che domani sia negativa. Esempio, il pensiero "non ce la farò mai" è solo un pensiero, non è un fatto, giusto? Attenzione al momento presente, questa è pratica della mindfulness praticamente. Coltivare consapevolezza, vivere nel qui e ora. E quando qua molti terapisti ti dicono che attraverso la mindfulness gestiamo il dolore, è diciamo falso, perché non lo gestiamo il dolore nociplastico, lo curiamo in realtà, proprio nel suo centro. Perché questi dolori, queste sensazioni sono state date da dei conflitti che sono rimasti bloccati, anche inconsci, soprattutto inconsci, che se però portati in consapevolezza e lasciati andare attraverso quindi qui e ora, qualsiasi cosa, la resa quasi, no? La resa del controllo. Esempio, focalizzarti sul respiro o su quello che stai facendo, invece di rimuginare sul passato, temere il futuro. Pensa ad un surfista che sta surfando un'onda molto grande. Lui vive il momento presente, non pensa a cosa succederà dopo o quello che è successo prima, altrimenti cade da quella benedetta tavola da surf. Ora, quando tu soffri di dolore, stai nel momento presente, respira, nota che sei in questa onda, sei un surfista che sta portandosi, sta rimanendo in equilibrio, ok? Senza paura, perché noi lo capiamo, lo sai internamente, consciamente che questo dolore è registrato. Gli altri tre, self as context, quindi sé come contesto, riconoscere che sei più dei tuoi pensieri ed emozioni. C'è un te stesso osservatore che rimane stabile anche quando i pensieri cambiano. Esempio, io non sono la mia ansia, io sono molto di più. Tu non sei quello che senti, tu sei l'osservatore di quello che senti. Questo è difficile all'inizio capire, che puoi distaccarti leggermente da quello che stai provando. Tu sei l'osservatore. La consapevolezza, appunto, ti aiuta a distaccarti un po' da quello che senti. E qui sembra un po' controintuitivo, perché dico, ma noi dobbiamo sentire le nostre emozioni e dobbiamo forse sentire leggermente il dolore, ovvero dobbiamo portarci continuamente, questo è un training a tutti gli effetti di mindset, che se sento dolore non penso quanto fa male, ma penso come mi sto sentendo in questo momento, mi sto sentendo orribilmente, ok? Ci sta, self-acceptance, quindi accettazione del dove sono. Quindi non chiedo una pillola o qualcosa che mi tira giù il dolore in quel momento, perché sappiamo che possiamo non dargli contro, ma focalizzarci su qualcos'altro. Lo so che quando è tanto forte questo non è possibile, ma ci sono dei momenti in cui è possibile e quei momenti sono opportunità per riprogrammare, è neuroplasticità. Quindi i valori, cosa vuol dire nei valori? Chiarire ciò che per te è veramente importante. Ora, lo so che il dolore ti sta limitando tutta la parte sociale, tutta la parte lavorativa, ma dobbiamo orientare la vita in una direzione che a noi piace. Ok, anche se ho dolore, faccio questo, perché il dolore non deve condizionare la mia vita. E ciò non vuol dire che se io faccio quello con dolore, il dolore aumenterà. La maggior parte delle persone, attraverso questo programma che si chiama Neurobalance, verso la fine mi dice: ora finalmente ho chiaro quali sono i meccanismi che mi portano ad aumentare il dolore. Molte volte sono dei pensieri, delle previsioni, delle catastrofizzazioni.
catastrofizzazione, quindi vuol dire se non voglio andare là perché c'è qualcosa, non mi va la famiglia, cioè ci sono delle persone che a me non piacciono, devo andare a un evento, ma mi sento obbligato ad andare, vuoi per il mio ragazzo, la mia ragazza, vuoi per la famiglia o chiunque, molto probabilmente sentirai del dolore molto più intenso. Ma capendo questa consapevolezza, questo link, quei dolori non hanno più senso di esistere, perché sappiamo i nostri valori, sappiamo che se stiamo facendo qualcosa contro voglia, probabilmente i dolori aumenteranno, non ci faranno più paura, perché sappiamo da dove arrivano. Vedi che qui sei tu a controllare il dolore e non il dolore a controllare te. Quando dico controllare vuol dire attraverso la consapevolezza. Non puoi dire al dolore vai giù adesso, puoi chiederglielo. Non è detto che vada giù, perché è un percorso inconscio anche. Però piano piano questa interazione, questo dialogo tra te e il dolore, tra te e i tuoi fiori, molte volte parlo dei fiori come dolore, perché la sensazione di sentire dolore o comunque anche solo la parola è una parola negativa. In realtà questi dolori persistenti sono come delle antenne. Abbiamo un super power lì che ci sta dicendo un segnale, una spia. Cosa preferisci? Non avere proprio quella spia, che magari questo dolore diventerà qualcosa di più grave in futuro, magari una malattia neurologica piuttosto che un tumore? Oppure preferisci che il tuo corpo ti stia parlando dicendo qua c'è qualcosa che devi cambiare? E te lo sto continuando a dire da anni. Cosa devi cambiare? Il rapporto con te stesso. La consapevolezza. Inizia a informarti su quali sono le cause del dolore persistente. Nel 2025 in Italia stiamo vivendo una transizione epocale di quello che di come trattiamo i dolori persistenti. Non vedrai molto probabilmente un medico o un dottore, un fisioterapista o uno psicologo molto facilmente che ti faccia una diagnosi olistica. Olistica cosa vuol dire? Che prendi i fattori in considerazione psicologici e sociali della tua problematica. No, ti diranno vada dal neurologo, si faccia vedere dal reumatologo, si faccia vedere dallo psicologo e se tutti non hanno trovato il problema, vada dallo psichiatra, perché il suo problema probabilmente è mentale. Invece questo non dovrebbe essere, tutti dovrebbero lavorare verso una soluzione olistica, ma qui parliamo di utopia, perché le aziende farmaceutiche, diciamo, sono quelli che mandano avanti tutto questo sistema medico. Non voglio fare del complottismo qua, ma è così. Vivo le stesse vostre frustrazioni da terapista, perché prima di essere terapista sono stato il mio primo paziente che soffriva di dolori pelvici, ma anche cervicali. Quindi l'ultimo, azione impegnata, cosa vuol dire? Committed action. Agire concretamente secondo i propri valori, anche se c'è dolore o paura, quindi anche se sento dolore, esco con mia figlia al parco perché è importante per me. Sai che ci sono dei conflitti probabilmente all'interno di te che devono essere risolti. Ti dico qualche conflitto, ma non voglio fare questo video di un'ora. People pleasing, dire sempre sì agli altri ma a noi stessi, essere troppo, diciamo, avere il senso di controllo su tutto, quindi obsessive behaviors, che in italiano vuol dire compulsiva, azioni compulsive, ossessive, e quindi vogliamo controllare tutto, invece di dire ok, posso lasciare andare a volte, no? Non posso sempre essere responsabile di ogni cosa che mi accade. Questi sono semplicemente 2 o 3 indizi che voglio darti sulla parte, diciamo, psicosomatica della persona. E quindi reprimiamo e somatizziamo. Quando manca la flessibilità, quando la mente diventa rigida, ecco il senso di controllo di cui ti parlavo. Fai conto di quante volte controlli, di quante volte cerchi di controllare le situazioni, da quando inizi a svegliarti al mattino a quando vai alla sera a dormire. C'è sempre qualcosa che stai controllando o evitando. È difficile per te sentire, è difficile per te dire guarda, mi sento in questo momento non al sicuro, mi sento stressato, mi sento in ansia. Va bene, ok? Non siamo dei generali, non siamo dei soldati che devono fare tutto secondo dei criteri rigidi. Lo stress e l'ansia amplificano il dolore. Chi soffre di dolori pelvici molto probabilmente soffre anche di la cosiddetta fibromialgia.
notiamo che comunque ci sono delle caratteristiche, della persona molto particolari, non vuol dire che sono persone malvagie o troppo buone, vuol dire solo che ci sono tante caratteristiche che, se queste vengono prese in consapevolezza, people pleasing, dire sempre sì agli altri, senso di fretta costante, senso di fretta che non stai facendo le cose come devi, senso di alta responsabilità, questo ti dà tantissima pressione. Pensa che tu hai un bambino all'interno di te e costantemente questo bambino gli dici: stai seduto così, esci, fai questo, fai l'altro, cucina, stendi, respira così, fai meditazione 10 minuti al giorno, fai questo, fai l'altro, fai l'altro. Tu pensa per anni questa persona come si sente, questo bambino. E la stessa cosa sta succedendo a livello del sistema nervoso. Si sente tantissima impressione, anche se va in vacanza, costantemente in controllo. Quindi si evitano attività perché hai paura di peggiorare il dolore, quindi anche la qualità di vita va giù, ti isoli molto probabilmente a volte. Eviti anche cose banali come magari andare fuori, prendere una pizza con gli amici. È come avere un elastico secco, invece di piegarsi si spezza, è questo, cioè ti senti così, che se tiri troppo la corda dal punto di vista di attività, probabilmente il tuo corpo si spezza. In realtà è che manca ancora quella consapevolezza interna. I risultati principali di questo studio è che notano che c'è più ansia e stress e più dolore percepito, rigidità mentale maggiore, peggiora la qualità di vita, la flessibilità psicologica è uguale al benessere, più benessere e meno dolore. Molto molto facile da dire, difficile forse da mettere in pratica. Infatti l'educazione della neuroscienza del dolore ti dà lo start, l'inizio per, diciamo, mettere da parte tutta quella spazzatura che ci è stata detto per 20 anni di medicina, che i dolori sono creati dal corpo e basta, e invece di dire qua ci sono tante connessioni col mio passato, tante questioni col mio carattere, tante questioni con quello che ancora non ho risolto di me, col rapporto con i miei familiari, col mio lavoro, con me stessa. E qui si è entrata in un ciclo di pain stress cycle, quello che vedi là. Stress, il dolore si percepisce più forte, perché ovviamente è collegato, l'ansia va su, dormi meno e di nuovo dolore. Ci sono tanti fattori. Una metafora semplice: il dolore cronico è come una montagna russa. Se ti rigidisci, la corsa fa più paura. Se respiri e ti lasci andare, quando senti questo dolore, e attraversi quasi senza paura quello che stai vivendo, perché non morirai, forse morirà il tuo ego in quel momento che affronti veramente il dolore stesso, senza gestirlo e controllarlo continuamente, forse diventa più gestibile e qua si riprogramma veramente. Perché è importante? Perché il dolore non dipende solo dal corpo, penso che l'hai capito. Il sistema nervoso e la mente decidono quanto dolore sentiamo. È una decisione, è una previsione del sistema nervoso, il dolore. Quindi allenare la mente è parte della cura. Cosa vuol dire allenare la mente? Vuol dire anche allenare il corpo. La mente è ovunque. Non pensare che la mente sia solo nel cervello, la mente è ovunque. Cosa ci insegna quindi questo studio? Che non siamo difettose, dico al femminile perché la maggior parte è lì. Quindi quando ti dicono ma io ho la diagnosi di endometriosi o vulvodinia, sono semplicemente etichette. Cosa vuol dire quello? Non vuol dire assolutamente nulla se non una modificazione data da un sistema nervoso che è andato in ipersensibilità, che probabilmente questa endometriosi ce l'avevi anche prima di avere dolore, e la maggior parte probabilmente delle persone magari l'endometriosi ce l'ha anche senza dolore, che nessuno si va a fare un esame, perché se non hai dolore ovviamente non ti fai fare un esame. Il cervello può abbassare il volume del dolore? Assolutamente sì, anche perché ci sono comunque tecniche concrete, cioè pratiche di psicoterapia, non quella parlo al terapista per ore e poi lui mi ascolta e basta e pago dai 50 ai 100 euro perché mi ha ascoltato. No, ci sono delle pratiche, ipnosi, meditazione, EMDR, brain working recovery therapy, l'educazione stessa, il libro del dottor Sarno, guardate nel link in descrizione, il mio libro, Il potere della consapevolezza. Ma se vuoi andare anche all'estero e sai anche l'inglese, ancora meglio. Ci sono decine di terapisti che sono pronti a darti una mano all'estero. In Italia, se non voglio dire vieni da noi,
ma se veramente sai l'inglese e puoi permetterti un percorso personalizzato, guarda che ci sono decine e decine di terapisti lì fuori, e non sono l'unico a parlarne di queste cose. Conclusione: il dolore cronico non è un problema fisico, anzi è sentito nel corpo, ma non è fisico. La flessibilità psicologica è una risorsa chiave, quindi lavorare sugli aspetti psicologici, conoscerti di più, smussare gli angoli di questo quadrato. Non siamo quadrati, siamo ovali. La scienza del 2025 conferma quindi cambiare il rapporto con il dolore cambia la vita. E questo è il riferimento scientifico, perché quello che ti voglio dire non è solo di testa mia, è basato comunque su scienza. Questa è uno, tra l'altro, del 2025, un anno insomma molto recente, se vedrai questo nel 2025, che è tra l'altro è stato fatto da italiani a Milano, nella zona di Milano, del Trento, insomma Nord Italia, e finalmente ci stiamo arrivando, e quello che manca però sono gli approcci e la pratica, cosa che negli ospedali purtroppo non viene dato, cosa che purtroppo nelle terapie del dolore viene forse data la mindfulness, che magari non ti passa neanche la mutua, e quindi ti devi praticamente trovare davanti a una persona che c'è passata e ti ha detto: io la soluzione l'ho trovata, è questa, e spero di avertela data, di darti questa soluzione. Non la troverai nei gruppi Facebook, lascia perdere i gruppi Facebook, lascia perdere le terapie manuali. Forse l'unica terapia che va molto vicino a questa cosa che stiamo dicendo è l'agopuntura, la medicina tradizionale cinese, ma quello che manca nell'agopuntura è che il paziente prende, va dall'agopunturista, e l'agopunturista non ti può fare un corso di medicina psicosomatica in un giorno, ti mette degli aghi, ti chiede ti fa delle domande e spera che attraverso quell'agopuntura sblocca un po' di energia, ma non è detto che serve una sessione, magari ne servono 6, magari ne servono 10, ma chi fa 10 sessioni di agopuntura? Pochissimi. Quindi, uno, perché non sai se stai facendo la cosa giusta. L'agopuntura di per sé è valida se è presa in un contesto olistico, un po' come lo yoga. Lo yoga non è solo asana e posizioni, è anche, tutta l'altra parte spirituale che manca, tutta la parte di sonno, tutta la parte di mangiare, della nutrizione. Non voglio dire che la nutrizione è la cura, ma c'è un discorso più olistico qui, perché quello che vi diranno quei terapisti là fuori che hanno finalmente trovato le soluzioni è che vi diranno: questo è l'unico modo per trovare sollievo, ti danno un esercizio fisico. Questo è l'unico modo per avere la parte pelvica più rilassata, esercizio fisico. Con gli esercizi fisici non risolviamo nulla, e tu lo sai perché ci sei passata. Quindi l'esercizio fisico è solo una parte, una porzione, se vogliamo, di un insieme molto più grande, e se dobbiamo dire l'80-20 qual è, l'80% è la parte di consapevolezza, il ritorno al capire come ci stiamo trattando, qual è il nostro passato, che oggi possiamo cambiare, sarà una persona diversa. Abbiamo subito tanti traumi, anche se non li vuoi chiamare traumi, ma li abbiamo subiti, magari non solo in questa vita, magari nella passata, e ce li stiamo portando dietro. Passata, e ce li stiamo portando dietro. È così che ritorniamo a stare bene. L'informazione e imparare non te lo toglierà mai nessuno. Le informazioni che tu apprendi con questi video non te li toglierà mai nessuno, e sarà un tassello alla volta, prima che fare un bel click, come è successo a me, un bel click, un'apertura mentale e i dolori come un palloncino che si sgonfia. Tanta pressione, e poi ci sarà tanta consapevolezza fino a che dirai: ora mollo la presa. Cosa vuol dire mollare la presa? Arrenderti, che non sei tu rotto, che puoi rilassarti, che puoi respirare, che non devi semplicemente ogni volta fare, ma puoi sentire e lasciare andare. Ho parlato per 30 minuti, ragazzi, penso che il messaggio sia passato. Fammi sapere nei commenti se ti è servito questo video, iscriviti al canale, lasciami un feedback, veramente ci tengo, e se conosci qualcuno o qualcuna che soffre di dolori pelvici, prova a mandargli questo video, magari ti manderà a quel paese, magari non te lo dirà, ma ti manderà magari a quel paese e dirà: ma cosa mi stai mandando, no?
io non sono malata immaginario, non sono il mio problema non è psicosomatico. E chiedi di fare il test di autovalutazione. Vedi insomma in base a questo test di autovalutazione che trovi in basso nel link in descrizione, se questi dolori, se, questi sintomi possono essere di quella natura lì. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video, te ne lascio uno qui interessante in alto o a sinistra o a destra. Ciao, a presto.